Una è la premessa necessaria. I nomi saranno ufficiali solo il 14 novembre con la presentazione di 4.000 firme per validare la candidatura. 7 sono invece le province venete, in cui tutti i democratici agguerriti scalpitano nell'attesa di affrontare le truppe del centrodestra comandate da Zaia. Così, anche se le primarie del centrosinistra si terranno a metà dicembre, abbiamo sondato dove vadano i favori di alcuni settori del partito. Nel cuore del Veneto, ad esempio, è innegabile che vi sia un asse pro-Moretti. A Verona è segretario Alessio Albertini, firmatario, per capirsi, dell'appello lanciato in questi giorni dai giovani PD a sostegno di Alessandra Moretti. Ha contenuto e figura, dice, e capacità di attrarre il consenso. Sempre da Verona, Franco Bonfante fa notare che un tono di primarie lo hanno avuto le recenti europee, dove Moretti ha sbancato. Vicenza, nella terra di Alessandra Moretti, dove l'avvocato divenne vice sindaco e poi deputata, domani si terrà un'assemblea provinciale, ma il consenso, dice il segretario Menegozzo, è abbastanza scontato. A Belluno ha firmato l'appello pro Moretti Erika Dalfarra, che dice di lei è un candidato leader, anche se resta la massima apertura e partecipazione alle primarie. Per il segretario padovano Bettin, la Moretti rappresenta tutto l'entusiasmo di un PD che stavolta ci crede che contendere il Veneto a Zaia sia possibile. Padova guarda con perplessità alle polemiche. È una questione tutta trevigiana, non c'entra niente il resto del Veneto, dove la questione è molto più serena e tranquilla. Inviterei tutti ad abbassare i toni e le polemiche. Non di polemiche ha bisogno il PD Veneto. E difatti Treviso dice no e per di più schiera Laura Puppato e Simonetta Rubinato come probabili e battagliere candidate. Se ci fosse un candidato trevigiano o una candidata trevigiana come si sta profilando, la segreteria io credo che non abbia scelta nell'appoggiare un candidato trevigiano. I punti interrogativi vanno su Rovigo e Venezia. Il segretario polesano Zanellato, appena insediato, affronterà a breve la questione. Venezia dice no a qualsiasi spaccatura, sì al confronto. Se vediamo cosa succede nelle primarie negli Stati Uniti, vediamo che i candidati tra virgolette si bastonano, ma poi fanno squadra e gioco di squadra successivamente.